I dipendenti della GSB del supermercato sito al centro commerciale Le Rondini di Porto Empedocle sono davvero esasperati. Per questo hanno occupato il supermercato in questione, gridando a gran voce il forte disagio che vivono da parecchi mesi. Viene rivendicato il diritto al giusto trattamento economico, lì dove le azioni e i mancati pagamenti dell'azienda nei confronti dei dipendenti hanno causato esponenziali difficoltà economiche. Ormai sono diversi mesi, però tra alti e bassi sono già un annetto buono che va avanti così. Quello che si era detto si sta verificando, ossia la chiusura dei punti vendita, la cessione e tutto quanto. Non sappiamo cosa ci aspetta ancora. La prima cosa è il nostro posto di lavoro, perché è da 10 anni che siamo con questa, io da 15 anni, però da 10 anni che siamo aperti qua con questa azienda e vogliamo salvaguardare prima il posto di lavoro e poi darci i soldi quelli che ci aspettano. Perché non ce la facciamo più, veramente, non ce la facciamo più. Scesi subito in campo a difesa dei dipendenti i rappresentanti dei sindacati che hanno mostrato grande condivisione riguardo alla decisione di occupare il supermercato. I dipendenti sono stremati, questa situazione è diventata insostenibile. Abbiamo ricevuto una telefonata da parte dei lavoratori che hanno occupato il punto vendita, tra virgolette occupato, perché stamattina l'azienda ha deciso di chiuderlo all'improvviso, e i stessi lavoratori che da mesi vivono uno stato di crisi praticamente assurdo, non riusciamo a capire dovuto a che cosa, e hanno deciso di fare questa azione per far ribaltare all'opinione pubblica il loro stato. Uno stato, dicevo, penoso che riguarda già diversi mesi. Noi da più di un anno che attraverso diversi passaggi di aziende e società sempre appartenenti allo stesso gruppo, che di volta in volta hanno trasferito i lavoratori da un'azienda all'altra, e ci siamo ritrovati ad oggi, o meglio i lavoratori sono ritrovati ad oggi a non percepire mensilità per ben 10 mesi. L'azienda aveva chiamato loro e riferendogli di fare l'inventario e subito dopo l'inventario dovevano andare a casa. A casa come? Senza nessun voglio di licenziamento, senza niente. I lavoratori sono scottati perché questa stessa vicenda era già successa con lavoratori di altri punti vendita che sono chiusi, e sono quelli di Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro. Questi lavoratori sono andati a finire in mezzo alla strada perché l'azienda ha chiuso battenti e non ha aperto né procedure di cassa integrazione né mobilità. Ad oggi non ricevono stipendi da quasi 10 mesi. Pensate bene, l'ultimo stipendio che hanno percepito è metà stipendio del mese di gennaio 2011. Lavoratori che l'altro giorno ci hanno telefonato che rischiano il fallimento familiare, si sono separati con le famiglie, con le mogli, alcuni si sono indebitati con le finanziarie, non ce la fanno più, sono ridotti proprio allo stremo. Di sabato mattina già siamo stati autorizzati anche dal questore. Sabato mattina i lavoratori protesteranno con un gazebo tutta la giornata, da sabato alle 8 fino alle 8 di sera, e faremo intervenire tutte le televisioni, quelle regionali, se è il caso anche quelle nazionali. Noi lavoratori, ripeto, non ne possono più, né loro e neanche le proprie famiglie.